Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Oggi andiamo a spacchettare il Collector Booster. Eccolo qua. E qua sì ragazzi, se non trovo Ezio qua veramente me ne vado. Preferisco almeno due copie di Ezio piuttosto che una serializzata. Non è vero, ma lo devo dire. Lo devo dire per la proforma Kumendiana. Sono 12 pacchetti. E vediamo di avere un po' di culo ragazzi, perché diciamo nella spacchettata dell'altro giorno è andata bene, ma è chiaro che poteva comunque andare molto meglio, può sempre andare meglio. Eccoci qua. Questo mi raccomando. Teniamolo qua, che questo colleziono più questi che altro, perché sono un pazzo. Vediamo, contiamoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sono riuscito a trovarlo a un prezzaccio per fortuna. E andiamo Beppe alla conquista del The Gathering. Obiettivo Ezio è qualcosa di grosso, speriamo di avere un po' di fortuna e vediamo. Dai raga, voglio esplodere insieme a voi. E si parte subito alla grandissima. Ok, cerchiamo di gustarci un po' il pack. Ok, questa molto bella, così magari buono. Vabbè, terra, una mitica un po' così, magari vale ma non mi interessa, un veicolo che fotte sega e un altro veicolo che fotte sega. E vabbè, insomma, niente di eccezionale ovviamente. Partiamo di merda, è ufficiale Beppe, la cosa purtroppo è ufficiale. Aspetta un attimo. Ah, Dio mio. Che partenza da cioccolatai però. Magari sono carte anche buone, però io voglio le carte che mi piacciono, non le carte per forza di valore. Lo sapete ragazzi, è abbastanza così. Il cume è questo, nel bene o nel male. Ok. Andiamo avanti. Prima carta, primo pacco. Sinceramente, niente di meraviglioso. Scusate un attimo, perché stiamo un po' così, che se no... Ecco. Vai. Va bene. Va bene. Va bene. Non trovo niente. Shake Ormac ancora, trovo sempre questi. Questa bella, ma non mi interessa molto. Ah, qua abbiamo un pezzo delle terre, diciamo che sono 9 terre che fanno un bel disegno di Roma. Vabbè, questa niente di emozionante. Rest in peace. Ok, ma raga, non arriva quello che voglio, Ai 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 ai. Qua la situazione l'è tragique. La situazione l'è tragique. Per il momento non proprio bene, devo essere sincero. Questa è molto bella, una terra fantastica. Artefatto. Nulla di eccitante, sono sincero. Non posso mentire. Ma, ripeto, magari c'è anche qualcosa di bello in mezzo, però... Fiori, sto cercando sto cazzo di Ezio su 102 pacche, neanche una, mi girano i coglioni, detta proprio poco simpaticamente, dai che cazzo, non è possibile, almeno uno. Io capisco la sfiga, ma niente, non vuole arrivare, non c'è niente da fare. Ecco, omicidio, bella quantomeno. Terra, un altro rest in peace. Niente, non arriva. Oh, là. E finalmente arriva il primo Ezio Auditore. Perché non deve andare a fuoco, Madonna di Dio? Eccolo qua. Il primo Ezio è arrivato. E fa un cuore. Oh. E che cazzo. Io capisco tutto. Non penso sia la versione
che vale di più, sinceramente, ma me ne frega niente, lo sapete. Un altro, almeno due, così ne devo prendere su due perché me ne servono 4 di questo. Eccolo qua, il signor Ezio, vediamo. Questa è foil, penso sia la foil quella particolare. Vediamo. Sembra 40 bombe però, eh? Questa è foil LCD diversa, se... Vediamo se effettivamente 40 bombe. No, in realtà è 30 bombe. 30 bomboni, vai. E finalmente questa la mettiamo qua che dopo le teniamo. Quando facciamo la parte finale, oh, ora sono più tranquillo, cioè almeno una. Non poteva veramente, veramente sarebbe stata una vergogna atrocissima, ecco. Cioè, con tutto il bene, ma almeno una. E che cazzo. Boh, andiamo avanti. Andiamo avanti. Dai. Qua abbiamo Ezio che mi piace un casino, una carta che non vale niente, ma la amo. Ok. Ok. Bella. Molto bene. Molto bene. Assassin Trophy, una bella versione. Royal Assassin molto bello. Anche questa non male. E l'assassino. Ah. Però magari vabbè, la serializzata, ripeto, non trovo neanche Ezio, tranquillamente penso se trovo una cosa serializzata. Probabilmente ci sono altre robe fighe in mezzo, però... Beh, Assassin Trophy per esempio sono strafelice per quanto sia una carta Royal Assassin, carta che amo. Cioè, c'è tanta bella robina, però... Allora, fammi ragionare, ok. Ora facciamo la carrellata finale, raga. Allora, vai, vai. Molto bene, un'altra azione. Ah, bello questa in versione foil così. Mi piace. Ottimo, ottimo. Questa mi serviva molto bene. Edward, bellissima questa così. E questa, insomma, niente di che, non mi fanno impazzire sti cazzo di veicoli. Beh, questo Ezio qua lo amo, cioè, non, ripeto, una carta che non vale niente, ma lo volevo foil. Adesso di quegli Ezio là praticamente ho tutto. Certo che se penso al culo che c'è certa gente comunque. Questa è molto bella comunque. Che certi, ripeto, valgono, però magari io non ci vado troppo perché... Vediamo. Fammi ragionare. Lazio, quello che guarda Firenze, Roma, è fantastica. Sì, qua non c'è più niente di eclatante. Boh, solo la prima pagina ovviamente. Voglio il secondo Ezio, ti prego, dammi un Ezio in più, dammi un Ezio in più. Ok. Dai, bellina. Però che l'Assassin così. Animus così. Un'altra Conspiracy così e basta. Anche Cleopatra per chiudere, diciamo, le Cleo. Avrei piacere di chiudere le Cleo. Perché ho Socrate e Leonardo, mi serve Cleopatra per chiudere il trio delle meraviglie. Comunque ci sono altre carte di valore, sicuramente. Bello sto Animus, molto bello anche questo. Ok. Dai. Qua c'è l'Ezio che mi piace di più, è quello, non quello che vale di più, ma quello che guarda Roma o Firenze, se non ricordo. Quello è il my preferred, in inglese. Perfetto. Vai. Vai. Il signor Dorian. Pat Exile bellissima così. Questa mi serviva molto bene, bella. Un'altra molto bene da Ezio, niente. Basim, ok. Anche questa bellina.
Patek sai questa fatta così però è veramente faiga, molto molto bella. Queste bellissime mi servivano. Sto trovando praticamente tutto quello che mi serviva, mi manca, ripeto, almeno un per 2 di Ezio per farne altri 2 e Cleopatra. Dato che le serializzate, ragazzi, è più facile vincere il Super Enalotto, credo, per me intendo. Buona. Questa vabbè, niente di eccezionale, non male. Leonardo, cazzo bella questa però, questa è bellissima, questa è foil e con l'art, questa è bella, questa te la godi, questa te la godi, qua vediamo anche, dovrebbe avere anche un po' di valore, credo, no? Pensavo meglio. Siamo a 2 Leonardo, una ventina di bombe, 20 bombe, questa però è tanta robina, buono, dai, stiamo un po' recuperando, sapete che io colleziono non per guadagnarci, anche perché la vedo un po' difficile. Io penso il prezzo solo delle carte che mi piacciono, le altre sinceramente non è che me ne sto là a fregare tanto. Dai, qua c'è Ezio, la versione che ha. Questa è molto bella, mi piace questa carta, mi piace tantissimo, vale un cazzo, ma mi piace tanto. Così ho il per 4, sono a posto. Un altro Ezio così, molto bene. Questa è un'altra della terra, insomma delle 9, bella questa, niente, non mi vuole dare Ezio, dai, nulla. Ezio dove sei, Ezione dove sei? Qua un'altra bella terra. Questa è un'altra carta molto buona, ovviamente. Abbiamo tanto, ma ci manca quel qualcosa per dominare la scena. Meno male che non l'ho trovata, perché qua la situa non è proprio simpaticissima. Fatta il push bella. Terra, Basim, Animus, bella, questa secondo me ha anche un valore, credo, però, niente, una dai, abbiamo capito che una basta e avanza purtroppo. Animus, vediamo un attimo, faccio un attimo anche per la suspense, però avrei proprio un video cortissimo. Allora, beh, comunque anche Temporal Trespass è molto buona. Allora, fammi vedere. No, questa, cazzo, sì, questa è proprio Etched in super rilievo, cazzo, questa vale tanto. Qua siamo sui 75 euro, madonna. Questa è tutta in rilievo, dovrebbe essere questa la foilatura giusta. Eh sì, questa è tanta roba, raga. Tanta roba. Dovrebbe essere quella giusta. Texture, eccola là. Texture foil. Era meglio Ezio ovviamente, ma ci accontentiamo. Chi si accontenta gode. Però volevo Ezio. Bella anche così. Molto bene Excalibur. Niente. Molto bella anche questa. Ma niente signori, niente. Non posso dire di non essere contento, tantissima bella roba.
Però porca miseria, quello che voglio veramente non lo trovo mai. Questa purtroppo è una cosa abbastanza oggettiva. Eh, pazienza, per carità, ripeto, mi va iper bene. Ultimo paccotto. Piano. 1, 2, 3, 4. Dai, 5. Sì, cazzo! All'ultima l'ho trovata, quella che volevo di più, foil. Vai, porca miseria. E che cazzo. Cioè, è possibile, oh. E basta, adesso il pacco salvato. Vediamo per curiosità. Siamo sui 40. Vediamo se foil cambia qualcosa. Non credo, di solito. 60 missili. 60 missili. Oh là. E fanculo. E adesso la serializzata per chiudere. Assassin Trophy così, godo. Royal Assassin, godo. E chiudiamo con così. Raga, abbiamo chiuso la grande, ci becchiamo per vedere le bombe trovate. Raga, per i miei standard di culo sono molto felice perché arriva il doppio Ezio. Tutti e due foil, uno Etched, o come cavolo si dice, Leonardo in una versione foil e diversa rispetto a quella base, diciamo, alternativa. Qua abbiamo no, Edward non è texture è come cacchio, veramente, questa roba è texture, variant, Etched, non si più un cazzo. Ah, ecco Cassandra ce l'ho in versione textured foil. E poi tanta bella robina, raga, adesso non so il valore totale, ma sono iper felice. E con questa carrellata ci salutiamo con Assassin's Creed Magic the Gathering.